E siamo di nuovo qua. Che bello. Ben trovati, una nuova puntata. Lo sai che non potevo entrare in studio? Perché? Perché c'erano almeno 4.000 persone. Ma quando sempre Ti di più giuro, aumentano secondo te? Ieri erano 2.000, oggi 4.000. Fammi fare le cose che non faccio da tempo. Senti, questo è il Ciao mio camera angolo. di Desiree. Vai al tuo posto, dai. Ciao camera mia. Ciao camera centrale. La Aspetta, piccerina, aspetta. dai. Salutiamo la camera. Non è abituato, ragazzi. L'artrosi cervicale. Dovete capire che lui non è abituato. E non voglio fare quasi un tormentone, ma oggi siamo in cucina. Totino, zio Gianni e Desiree, che più meglio non ce n'è. Ma c'è anche... È il fratello dello zio Gianni che si è rotto la testa, si scatta a stare solo. Dove l'hai preso? Il fratello... Allora, amore mio, Allora, ti devo fare una domanda. dai. Tu quando mangi carne, che tipologia di carne ti piace? Quale preferisci? Io sulla carne sono veramente un'intenditrice. Mi piace la scottona, mi piace l'angus, mi piace la Simmental. La Simmental, essendo intenditrice e ti mangi la scatoletta. Ma sei cretino, l'importante è che cucini. Simmental è una razza bovina irlandese. È una cosa molto particolare, si chiama Simmental, così. Ma che sai tu, che sai? L'importante è che cucina. Desiree, invece io ti voglio fare vedere come con delle carni meno nobili si possono fare dei piatti ma veramente buoni e gustosi. E c'è un antico piatto romano che si chiama carne alla Picchia chi? Picchiapò, mi viene da ridere perché è un nome che fa ridere, capito? Fa ridere. Ok. Picchiapò, e sarebbe, fai conto che ti è rimasto del bollito. Sì. Questo è un muscolo bollito, abbiamo fatto il brodo, ce lo siamo conservati ed è rimasto. Muscolo, che muscolo è? Della parte della gamba. Ah, la gamba. Facciamo così, allora dice che cosa facciamo quello di nuovo bollito normale? No, lo facciamo cambiamo, alla picchiapò. facciamo Che un picchiapò. questa ricetta romanesca. Tutti lo sanno com'è la carne alla E ora glielo picchiapò. facciamo vedere. Prendiamo la padella, ci tagliamo un po' di cipolla, Sì? un po' di carota. Dai, la carota la faccio io, Guarda, dammi. però la devi raschiare, mi raccomando, eh. Dai. Si vedono. Niente. Zio. Ma non ce l'hai qualcosa per pelare le carote? Guarda così, Come si guarda, chiama? c'è, ma tu cosa fai così, guarda. E a posto così. Bravissimo, Ce l'abbiamo fatta, perfetto, ok. Perfetto. Insomma, perfetto. Dai. Oh. Come la devo fare? A rondelline? Come la devo fare? Più piccola che puoi, dai. Ora puoi lasciare, facciamo tutto grossolano invece. Mi piace di più. Grossolano, Sì, mi piace grossolano anche è a la me. ricetta e grossolano la facciamo Tutto noi, dai. grossolano. Tutto grossolano. Guarda. Questo bel po' di cipolla, così. Prendiamo e mettiamo in pentola. Così, E mettiamo in grossolano. pentola, grossolano. Dai, la puoi tagliare, lasciare anche intera, guarda. Ho lasciato tutto intero, di proposito. Vai. Vai così, questo lo Grossolano, togliamo. è grossolano, lo puoi Va mettere. bene, Non ci fa grossolano. niente. Lo sai perché si chiamava carne alla picchiapò? Non l'ho capita ancora. Perché veramente. per farla, se il bollito rimaneva un poco duro, per farlo sfibrare, gli si davano dei colpi, proprio per la picchiapò. Così, Perché c'entra appicchiare. po', poverino? No, non si chiamava po'. Picchia, ma perché po'? Perché ti viene e dice picchiapò. Così. Picchiapò, tanto per Non dire è un che nome. c'era uno che si chiamava Po. Po'. Non l'ho capito. Tanto per dire un nome, va bene. Così si chiama così. Oh, aveva una ricetta che ha più di 200 anni, ora gli devo spiegare perché Senti, va picchiapò. bene, non ci perdiamo, dai, la carne alla picchiapò. Allora, abbiamo Mi dai detto... dell'olio, mon amore. Sì. Metti che ti rimane la sera il bollito. Brava. Metti che non lo l'olio vuoi qua. fare, lo vuoi fare la famosa picchiapò. È Che scema, il giorno del fai un basta. soffritto grossolano, Ok. così l'abbiamo fatto proprio Prendiamo grossolano. questo coltello, guarda Abbiamo che preso facciamo. la carne bollita, Bollita, sì. e la facciamo mettiamo grossolana qua, guarda, pure. e facciamo questo taglio così. 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 Delle fette Ci quindi. basta, penso, sì. Delle fette così. Però queste fette adesso Sì. le andremo, lo sposti questo già? Sì. Le andremo a fare proprio quel lavoro che ti dicevo prima, guarda. Così, a pezzettini. Pezzettoni e poi Grossolani. lo battiamo così, vedi? Lo battiamo così. Mentre sta soffriggendo questa, va bene? Guarda qua, andiamo a mettere la carne. Mettiamo dentro, questa. Così, semplice, semplice. Così. E così. Ecco. Diamo, guarda,
diamo una rosolata. sfumatina con il vino. Ah, vino rosso hai messo? Yes, yes. Che dà un Yes. sapore più forte, più intenso al piatto. Allora, noi il brodo, la carne del brodo, abbiamo già messo il sale nel brodo, però un pizzichino sulla carne gliela Dai, mettiamo mettiamo lo un altro stesso. po' di sale, sì. Perfettamente. Poi, a questo punto, guarda cosa facciamo. Mentre lui sta stufando già le cipolle, senti che buon odore. Io Sì. adoro questi odori di casa, proprio sono gli odori di Devo casa. dire di sì. Veramente. Ci andrebbe del pelato, Dai, ma io voglio variare. mettiamo i capelli. Vieni qua, dai. Vabbè, dai, ci stava la battuta. Mettiamo il pelato. No. Che c'è? Lo zio Gianni, per esempio, non è pelato. Suo L'hai fratello. offeso, suo fratello è proprio senza testa. No, ma lui è capito? sempre così, ha sempre quella faccia. Ci metti i capelli. Allora, dai. Allora, cosa ho pensato di fare? Anziché mettere il pelato, mettiamo questi buoni pomodori. Ah, quelli che secchi non secchi. Sono Quelli semisecchi. semisecchi, metà secchi. E lo sai che cosa facciamo? Mettiamo questi pomodorini che vedi che proprio già. Senti, di me lo lo- fai assaggiare Assaggia, uno di sono questo? buonissimi, Sono ti buoni. giuro, Questi sono lo buoni. sai come? Col pane. Non ce l'hai un po' di pane? No. No. No, Di quello no. di casa? Sì, ora ci vado. Buoni, sono molto buonissimi, buoni. buonissimi veramente. E li andiamo a catafollare così. Li mettiamo con lì. tutti i loro aromi. Perché chi l'ha detto che a Piccapò romana ci va il pomodoro? No. E noi invece il pomodoro non ne mettiamo. Mettiamo i ci mettiamo semisecchi. questo. E mettiamo dei pomodorini semisecchi Esatto. che hanno un loro perché. Perché poi Perché? in cottura sprigionano proprio tutti quegli aromi di conservazione che hanno, per cui sta carne verrà ancora meglio. Sì. Lasciamo questa così, Sì. guarda. Mettiamo un coperchio. Mettiamo un coperchio. Il coperchio che è questo, lo mettiamo qua così. Gli spostiamo la fiamma, lo mettiamo qui e lo lasciamo cucinare. E lo lasciamo cucinare, ok? Ogni tanto controlliamo perché possiamo fare danno se ce lo dimentichiamo. E mentre la prima ricetta va avanti, perché questa è la ricetta, come vedi, semplicissima, senza alcun problema. Guarda che bella acculturamento che sta Sì, prendendo. devo dire di sì. Ma senti che odore? Ed è un mix, devo dire, sai? È un mix. Sì, è un mix. Mix, che vuol dire un mix? È un Mix di profumi, sapori, colori. Sì, tu colori, che ne sai? Tu ma che ne capisci sai? tu? Te la posso Vabbè, cantare una allora, canzone con chi ne sai? vai. Tu che ne sai? Lei è un amante del neomelodico. Ma tu questo è sai? Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Sì, proprio così canta. Non è Gigi D'Alessio Sì, questo? sì. Sì, Gigi Tu D'Alessio. che ne sai? Ma questo è arabo, che No, cos'è? questo è Gigi Una D'Alessio canzone quando ha fatto il araba. concerto in Romania. Vabbè. Ma cantava così. Zio, sono o non sono bravo? Cretino. Va bene, allora andiamo Questo avanti. è La così. carne alla picchiapò, antica ricetta romana, hai detto? Sì, sì, Romana. assolutamente. Nel frattempo sai che cosa facciamo? Che facciamo? Ci portiamo Te lo avanti dico la io. seconda preparazione. Ci portiamo avanti con la seconda preparazione. Ecco, qual è la seconda Come vedi, preparazione? c'è dello spezzatino, capito? Della pasta, quella che abbiamo trovato in dispensa. La pasta C'era un mischiata. poco di quello, un poco di quello, un poco di quello. Come si chiama questa? Come La si pasta chiama? ammescata. La pasta ammescata. La pasta ammescata. E andiamo a fare un antico ragù, ma veramente che oggi nessuno quasi più lo fa perché ci vuole tanto tempo, ci vuole tanto amore, non abbiamo più Oggi tempo. tutto non abbiamo antico, più- quella antica, E non questa ti piace, antica, non una ti puntata piace. vintage quindi. Esatto, no, Va no, bene. no, duerci. Allora. Non vintage, duerci. ne facciamo. Dai, spiegaci questa ricetta. La ricetta si parte da, facciamo un ragù che è fatto non da una carne tritata, No. ma da una stracottura. Da una della stracottura. carne con i suoi ingredienti. Bene. Il sedano, la cipolla, la carota, il pelato, un poco di Ma concentrato. facci vedere, mettiamoci all'opera, facci vedere come si Ci fa. mettiamo all'opera? Dai. Va bene. Allora, Allora, quindi, iniziamo a prendere una pentola, è giusto? Facciamo questa, poi casomai strada facendo la cambieremo, vediamo. Così, guarda, parte. E facciamo il nostro tipico soffritto che insomma è quello, non si scappa. non si Carota, scappa.
Faccio io la carota? Aspetta, prima te la faccio io e poi la fai tu. Dai. Hai capito come si fa il raschiare? Vai, faccio io, dai. Va bene, raschia lei. Ah, brava, è brava, è brava. Fa dei raschiamenti. Ma perché è da tanto che non diamo confidenza alla camera della cervicale? Ma tu non la devi fare finta che non c'è. Quello è il regista, che c'entra? Ma che saluta? Ma dove siamo? Saluta. Ma non può essere che dietro quella telecamera ci sono Ma persone che che ci stanno dici? guardando. Ma non c'entra, Vabbè. ma da tutte le telecamere c'è il pubblico che ci guarda, ma è il Vabbè, regista allora. che comanda. Saluta il regista piuttosto. Saluta il regista. Ciao registro! Il regista. Oh ragazzi. Perché mi abbiamo arriva un l'acqua regista. nella faccia mentre Perché faccio la carota? abbiamo un regista ragazzi che è veramente, guarda, veramente è un regista e stiamo facendo il soffritto. Grossolana? Sì, anche questa è una cucina un po' grossolana, potresti lasciare anche così, sai? Così le buone coste di sedano che ci danno tantissimo, queste me le dai. Ecco qua. Abbiamo... Ma le dai tutto il resto della carota che c'hai, per favore? A te. Qua, mettila qua. Allora, grazie. quindi, Quindi, olio. Ecco qua. Andiamo a dare un'occhiata sempre alla carne. allora, quella è la carne alla picchiapò. Ricorda invece cosa stiamo facendo? È una Poi, pasta. infatti, ragazzi, vi voglio dire una cosa. La nostra trasmissione piccola, carina, che vuole essere simpatica, Bellina. però cuciniamo tutto noi. È vero, cuciniamo tutto noi, vero? noi. E andiamo a mettere quello che c'è il fuoco un po' alto, però va bene, ce lo siamo dimenticati così. Allora, quindi partiamo da un soffritto, vediamo dove È arriviamo. un soffritto che non è il solito soffritto fino, è grossolano. È grossolano. Perché stiamo facendo delle ricette dei nostri Grossolane, nonni. puntata dei nostri grossolana. nonni, come infatti la nonna che faceva. Tu ti pensavi che quando gli rimanevano un po' di spaghetti, un po' di cose, loro Li buttavano, ma no. mica no. Ma ci Inventavano mancherebbe un'altra ricetta. No, proprio facevano dell'altro, non si buttava niente. La pasta che rimaneva, 20 grammi di là, 50 grammi di là, 100 grammi di là, cosa fanno? La mettevano insieme e ci facevano un Anche io piatto. lo faccio, però sai che È facevo? buono. Guardavo le minuti di cottura e facevo, compensavo. Dicevo aspetta, prima quale metto? Non si faceva Aspetta, così, l'avevo andiamo in spiegato. pubblicità e poi ne parliamo, ascolta, andiamo in Non si pubblicità. fa così, lascia come stare. fai a mischiare Andiamo alla se pubblicità, hanno poi. delle cotture diverse? Dopo la pubblicità riprendiamo questo discorso, non lo dimenticate. Vabbè. Consigli per i consigli. Vabbè, Stiamo venendo. io ho detto una cosa logica però. Vabbè. Desire, poi me lo spieghi perché devo essere sempre io a pulire? Ma chi ha sporcato? Io. Chi ha sporcato? Io. E allora chi deve pulire? E com'è che quando c'è da assaggiare non me lo dici chi ha cucinato e assaggio io, assaggi solo Ma tu? scusa, ma quello è da contratto, cosa c'entra? Che ci sto a fare allora io qua? Pulisci, dai, Ho pulito. Gli do l'ultimo colpo qua dai. e va bene così. Cose di pazzi. Intanto andiamo a dare una controllata. Dai, andiamo a vedere. Guarda. Senti, ma non mi hai detto questa carne alla picchiapò quanto dovrà cuocere? Ma Così guarda, per come il l'abbiamo tempo- Il tempo lasciata. che abbiamo messo quel pomodoro, il tempo che si deve stracuocere il pomodoro in modo che ci fa questa salsettina e siamo a posto. Ottimo. Qui abbiamo il Quindi segreto. più o meno quanto? Dammi dei tempi. Ma un 10 minuti. Un 10 minuti, 15 ok. minuti. 10-15 20 minuti. Va bene. Mensura. 15 minuti. 15 minuti. Abbiamo alzato la fiamma. Allora, e bene, andiamo abbiamo a mettere, fatto questo come vedi, soffritto grossolano, e abbiamo detto. mettiamo i tocchi di carne E così. i tocchi di carne, questa che carne è? Eh? Che carne Questo è? Vitello. Vitello. Lo spezzatino. Parte di spezzatino. Mm. L'abbiamo messa qua. Ok. Andiamo a mettere un po' di sale in modo che la carne fa uscire i suoi liquidi al momento della reazione di... Di Maillard non l'ha fatto, non la devi toccare. Devi aspettare la reazione di Maillard. Ora però questa ricetta tu mi devi dire, ce l'abbiamo il tempo di farla vedere che ha una cottura di quasi 2 ore? No, però tu spiegala in Esatto. maniera sintetica, in maniera che così i nostri telespettatori la possano Brava. replicare. Io la cosa che un po' mi fa un po' male, sapete qual è? Che non Cos'è? facciamo più questo tipo di cucina perché spesso non si ha più il tempo di fare queste lunghe cotture. È vero. Ma la domenica dedicatela e gli fate assaggiare ai ragazzi una cucina
di altri tempi che ha un sapore diverso. Casareccia. Allora questo me lo porto, me lo conservo per domenica? Esatto. Vabbè. Così dobbiamo fare. Allora, Abbiamo messo questo buon vino, ora lasciamo sfumare il vino, alziamo la fiamma. alziamo la fiamma. Capito? Ok, guarda, scusa un attimo. Vai, dimmi. Oh mia bella Madonnina, E lui basta che vede un po' di fumo. che te frega e te lontano. Pensa subito alla nebbia, portami anche a me. Tutta un po'. d'oro e piccinina, si te domina a Milano. Mi ricordo quando andavo a trovare lo zio Gianni che abitava a Milano, lo zio Gianni, che lavorava alla Spraga dato strada. Così, guarda, così, vedi? Si stettisse vive la vita. Siamo un po' invernali. Se sta mai con mani mani. E se vede Napoli. Scusa, se si è vede- bruciata? No. No. Ma Milano è un gran Milano. Va bene, allora, quindi... Come vedi, siamo stati sotto la nebbia di Milano e non abbiamo più sentito l'odore È vero, dell'alcol vinoso. abbiamo alzato la È fiamma e andato quindi tutto via. è Ora andato lo possiamo tutto. abbassare. Sì. E cosa dobbiamo fare? Guarda, Acqua. aggiungiamo dell'acqua, così. Dici, ma è tanta, no. No, Aggiungiamo, mi dai un cucchiaio? Anzi, il cucchiaio grande, il cucchiaio grande. il deve cucchiaio- stracuocere, il giusto? cucchiaio grande, il Immagino. cucchiaio- esatto. Mettiamo una bella dose di pelati a tignite. Bene, quindi strana questa preparazione perché tu prima fai il soffritto Esatto. e poi invece aggiungi molta acqua per fare Esatto. quasi un bollito. Esatto, vedi che Giusto? sto mettendo tutto. Quindi così in questo modo la carne si chiude di Che sapori. quella dobbiamo Giusto? rompere. Mi dai per gentilmente anche il concentrato? A te. Grazie. Com'è il concentrato? Eh? Com'è? Il doppio concentrato? Prosegui, dai. Abbiamo messo con un cucchiaino, saranno stati 2 cucchiai di concentrato di pomodoro. Ok. E tu guardi e dici, ma che è questa cosa? C'è la carne in piscina, ma che stiamo Ma che sta facendo? Ma facendo? che- Effettivamente. ma che- effettivamente così. Non è molto invitante. Esatto, non gli daresti una lira? una No, cosa del no, genere, non gli darei per una cui- lira, no. Guarda che facciamo ora. Ora facciamo così. La copriamo Copriamo. e la facciamo andare, ti dicevo, quella cucina della nonna, quella cucina richiede tempo. Oggi troviamoci il tempo per rifare queste cose qua perché è bello. Giusto. Non sei convinta di Sono questo? convinta, no, infatti. Ho Allora te per facciamo- questo. Esatto, esatto. Mi chiama a casa, mi faresti questo? E io glielo faccio, il peggio è questo, capito? E lo stiamo facendo cucinare. Andiamo a dare un'occhiata al nostro, come si chiama? Picchiapo. Picchiapo. Allora, io devo fare una cosa. Sì, Prima sposto il ragù qui sì. e accendo perché mi serve, Che ti mi serve? questo perché devo mettere Ah, ti serve l'acqua per la pasta, pasta. ok. Allora, Eccola qua. quindi stiamo completando anche la seconda preparazione, Esatto, giusto? sì. Invece quella la picchiapo, a che punto è? Ci siamo, guarda, guarda. Camera con l'artrosi. Con l'altrosi, camera con l'altrosi. È quella che fa venire l'artrosi. Se stai così non ti viene Ma che l'artrosi. c'entra? Ma quella è per Te lo fare le giuro, inquadrature te lo giuro. dall'alto. Vabbè, Così, allora. è così. Quindi- Questo sta già quasi bollendo. Questo perché sta bollendo. I tempi nostri sono magie, ma ci hai fatto caso che sono magie? Senti, ma noi dove eravamo fermi? Eravamo fermi alla carne, giusto? Alla carne Quindi... che abbiamo già, sono passate quelle 2 ore di cottura abbondanti. Ok. Va bene. E vuoi vedere com'è? Voglio vedere com'è. Io Dai. non glielo farei vedere. dai. Voglio vedere com'è. Fammi vedere com'è. Dai, fammi vedere. Mamma mia, che meraviglia. Guarda, tutta sfilacciata. E vedi? quindi quell'acqua praticamente la lunga cottura fa sì che l'acqua Me l'ha si sfilacciata asciughi, tutta, e allora ti giusto? immagini tu, andiamo a fare una pasta con un ragù, ragazzi, con Meraviglioso. questa pasta ammescata. Allora, l'acqua sta Ma ti rendi, bollendo. vabbè, pulisco questa qui così. L'acqua sta bollendo e andiamo giù così, di brutto. Possiamo Riguardo mettere? quella cottura che dicevi tu, Certo. che prima quella, poi là. certo, no. Il bello della pasta immischiata, qual è? Che c'hai diverse consistenze, quella più scotta, quella meno scotta. Poi può venire una cruda, una troppo questo è il cotta. bello. Questo? Questo è il bello, Va capito? bene, allora sì. Allora, ora noi potremmo essere pronti già a cominciare ad impattare il primo Vediamo piatto. quello, dai, impiattiamo il primo già piatto. Ci Ci siamo, siamo, queste siamo cose, pronti? togliamo un poco di cose. Dai.
dai. Togliamo un po', un po' togli di quella, cose. anche i piatti devi Sì, togliere, guarda. togliamo un po' di cose. Vai, allora, Avevo immaginato che... quindi 2 ricette di carne abbiamo fatto oggi, Esatto. antichissime, abbiamo detto, Antichissime, giusto? proprio si perdono nella notte dei tempi. Bene, Prendiamo un bel piatto per impiattare questa carne alla picchiapò. sì. E mi sa tanto che un cappello del parrino è la ci morte sta, sua. è Guarda. la morte sua, sono Prendiamo d'accordo. questo, alziamo questo. Questo fuoco lo possiamo spengere. Questo lo andiamo a diminuire. Cucchiaio grosso, cucchiaio grosso, Cucchiaio grande, eccolo qua. Eccolo qua. Ma senti che profumo, senti che... Certo, la nonna È speciale, devo dirti, non ce l'aveva il piatto a cappello di parrino. La nonna vabbè, aveva però- un altro. E a questo punto gli diamo, scusami, gli diamo una girata di pepe. Un po' di pepe, un po' di pepe. Così. E questo è il primo piatto pronto. La carne alla picchiapò. Direi delizioso. Ti Ti dirò piace? dopo Proprio com'è. antica. Bene, allora, mentre la pasta La continua, pasta sta continuando a cucinare, questo noi lo possiamo levare e andiamo a scaldare, o meglio, scusa, me lo posi questo? vabbè, te lo poso io, dai. Grazie, Mettiamo che qua. stella che sei. Ecco qua. E siamo quasi pronti con la pasta. E ho scolato la pasta. Ottimo, allora. Ma dobbiamo finire il bello ancora, deve venire. La metti lì? Questo lo levo? No. Ci faccio fare un bagno in piscina, giusto? E allora, guarda che facciamo. E allora? Qui gli diamo un'accenditina. Andiamo a mettere un po' di roba qui. Qui. Così. E così. Diamo una mescolata così, guarda. Questo Proprio- è un no, ragù non faceva eccezionale, essere no? Metti un altro po', dai. Aspetta, e questa era la pasta che si mangiava al cucchiaio. Giusto? Eh sì. Mi prendi un piatto da portata, quelli Piatto da le pirofile, portata, sì. questi? Sì, brava. Quello piccolo, bravo. Ecco. Ecco qua. Diamo quest'altra mescolatina così e lo andiamo a mettere qua, così. Ah, che bella domenica, eh? Che bella domenica. Oggi non è domenica però. No, ma questo piatto non te lo fa dire che bella domenica. Ah, sì. Oggi non è domenica, ma aspetta, tieni questo. Non te lo fa dire che è domenica un piatto di questo. Dai. Questo me lo posi per favore? Questo me lo dai, grazie. E poi guardate, dulcis in fundus, in fondo di un dolce. Fondo di un dolce, dulcis in fundus. Voilà. Eccezionale direi, Parmigiano? Un po' di parmigiano? Yes. E abbiamo preparato questi due piatti meravigliosi. E abbiamo fatto la carne alla picchiapò Esatto. e il ragù del nonno. E il ragù del quello che si nonno. faceva una volta. Bene, allora Ora, siamo non ci resta pronti che per assaggiare? Dai, assaggiamo. Allora, io te lo farei assaggiare sempre in questo piatto che mi pare. Cominci col primo, Comincio suppongo, col vero? primo, certo, dai, per poi arrivare al Prendiamo secondo. questo, facciamo così, ti prendo questo così, come se fosse stato composto nel tuo piatto. Ecco qua, e voilà. Prego. Si sfilaccia da solo. Faccio così, non c'è bisogno sì. del coltello, è No, vero. ma questo l'ho mangiato al cucchiaio. Questa è una pasta anche se è al cucchiaio, sì, perché è pasta qui. Com'è? Io non devo assaggiare, vero? E va bene, questo lo mettiamo qua. Ciao Gianni, ci piace? Senti, passiamo all'altro piatto.
Scusa, io passerei Aspetta, perché piatto. c'è questo pezzo di carne che è un peccato, ti giuro. Esatto, lo so, certo. Senti come squaglia in bocca. Mamma mia, che buona. Hai visto? E Buonissima, ora bravo. passiamo alla carne alla picchia po'. Gli diamo una mescolatina così, guarda, prendiamo un pezzo di pomodoro. Io sto parlando della carne e se ne va di nuovo nella pasta. Perché poi non ci posso tornare, mischia i sapori, capito? Sì, certo. Questo l'assaggio pure io, me ne frego del contratto, ma l'assaggio pure io. A tuo discapito e pericolo. Me ne frego. Allora, Vai. Assaggiamolo insieme. assaggiamo questa, aspetta, Prendine uno più piccolo. Ne prendo uno così Assaggiamolo insieme. Mettici un pezzetto di pomodoro. e ci metto un po' di il semisecco, pomodoro. E poi così. Guarda. Niente, vi giuro, guarda. Non è perché voglio dire, ma sono di quei sapori che non si sentono più. Ma questo ti devo dire poi è particolare, eh? Non si sentono più. Però no. È buono. Abbiamo fatto la carne alla piccapò e il ragù del nonno. Non ve lo dimenticate. Buonissima. A dopo quando? Ciao, a dopo. Carne alla picchiapò. Un pezzo di bollito rimasto del giorno prima, pomodori semisecchi o pelati, un gambo di sedano, una carota, una cipolla grande, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe quanto basta. Pasta ammiscata con il ragù di una volta. 400 g di pasta miscata, 500 g di spezzatino, secondo taglio, soffritto di sedano, carota e cipolla, 1 litro di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino e 50 g di parmigiano.